Grazie Presidente Ciambetti. Iniziamo oggi la sessione di bilancio con i 3 documenti più importanti, quello che dovrebbe essere l'ultimo bilancio della fase a guida del Presidente Zaia, forse, e iniziamo arrivando da una discussione complessa, lunga, impegnativa, come ha ricordato il Presidente in apertura, che ci ha visto impegnati a confrontarci sul documento di economia e finanza regionale. Il correlatore, come al solito, ha puntualmente relazionato il relatore sui numeri, quindi posso evitarmi di dovervi sintetizzare i numeri della manovra di stabilità. Come sapete, le minoranze faranno 3 correlazioni distinte per ogni progetto di legge, e cercare invece di riportare la discussione dell'Aula sulla dimensione più politica che questi 3 documenti ci riconsegnano. Sappiamo perfettamente che la dimensione reddituale delle persone non è un indicatore sufficiente a spiegare, a misurare lo stato di benessere degli individui e della società, ma è chiaro che la situazione reddituale incide direttamente o indirettamente su elementi cruciali della vita delle persone: la salute, l'accesso all'istruzione di qualità, la disponibilità o meno di un'abitazione adeguata, le incertezze che oggi attraversa il mondo del lavoro. E io credo che in una fase di risorse scarse come quella che stiamo attraversando, il tema del reddito disponibile, su cui ovviamente incide la fiscalità generale, va trattato con cautela, ponendosi degli obiettivi chiari ed individuando gli strumenti più adatti per raggiungere quegli obiettivi. Lo dico perché se mettiamo nel mirino l'obiettivo sbagliato, rischiamo anche di individuare e scegliere uno strumento sbagliato, che è esattamente quello che io penso voi stiate facendo con la proposta di legge di stabilità che ci sottoponete. Dal nostro punto di vista, le politiche fiscali di ogni istituzione, che sia il governo, che sia la regione, vanno finalizzate all'obiettivo più importante, Presidente Zaia, che è il contrasto delle diseguaglianze. Perché seppure è vero che le diseguaglianze, se ci pensate, si ingenerino prima dell'imposizione fiscale, le persone sono diseguali tra loro indipendentemente dalla pressione fiscale alla quale sono sottoposte, e su questo c'è molto da fare e su questo dirò poi. È anche vero che gli interventi di natura anche fiscale possono andare nella direzione di ridurre queste differenze o di allargarle. Dal nostro punto di vista, a maggior ragione in questa fase storica in cui la fase economica e il contesto sociale impone la cautela di cui vi parlavo, l'unica ragione per cui giustifichiamo il ricorso alla nuova imposizione fiscale è il contrasto alle diseguaglianze. Non ci sono altre buone ragioni per mettere le mani nelle tasche dei veneti. E allora io penso che se fossimo in grado di uscire dalla semplificazione retorica con cui avete voluto schiacciare il dibattito pubblico in questi decenni, tasse sì, tasse no, potremmo oggi, questo è il mio auspicio, discutere finalmente della dimensione reale della questione, e cioè non come intervengo nelle politiche fiscali, ma per fare cosa metto in campo questo intervento. Finora siamo stati, insomma, tutti vittime di una battaglia che io non esito a definire ideologica, più sullo strumento, le tasse, che sull'obiettivo. E io penso che questa discussione che voi avete organizzato in questi termini ci abbia portato fuori strada e rischia ancora oggi di portarci in parte fuori strada, oggi che siamo chiamati ad una responsabilità collettiva, penso io. Così come mi è sembrato e mi pare fuorviante che rischi di portarci fuori strada l'altra semplificazione retorica su cui avete schiacciato l'opinione pubblica in questi anni: i partiti delle tasse, i partiti contro le tasse. Questo è, diciamo, un meccanismo che funziona sicuramente al bar,
che tutti frequentiamo, ma che non dovrebbe funzionare dentro quest'Aula, almeno. Perché io credo che con questa semplificazione perdiamo i ragionamenti più seri che in realtà dovrebbe assumersi chi è alla guida delle istituzioni, perché credo sia quasi elementare, ovvio, ribadire che non esistono partiti a favore delle tasse, non esistono persone a favore delle tasse. Nessun politico, né di destra né di sinistra, nessun presidente di regione, né di destra né di sinistra, si diverte a mettere le tasse. In realtà nel momento in cui noi diciamo ad ogni costo no alle tasse, stiamo, a mio giudizio, commettendo l'errore di scambiare appunto lo strumento per l'obiettivo. E il fatto che oggi, dopo 14 anni, decidiate di aumentare le tasse in Veneto, spero possa essere almeno l'occasione per affrontare seriamente questi temi. E per farlo seriamente, appunto, dobbiamo provare a partire da alcuni elementi di verità attorno al tema delle tasse e attorno al tema delle istituzioni e della Regione del Veneto. La prima verità che dobbiamo ribadire è che non è vero, Presidente Zaia, che abbiamo lasciato 1,2 miliardi di euro all'anno nelle tasche dei veneti. È un argomento di fallacia retorica che ci avete raccontato per 14 anni e che oggi forse abbiamo finalmente l'occasione di, come dire, ribaltare per riportare un po' di verità. 1,2 miliardi, che è quello che addirittura i documenti di bilancio e di programmazione riportano come l'ipotetico risparmio, in realtà rappresenta l'importo complessivo che noi potremmo applicare sul piano fiscale con l'aliquota IRAP al massimo, 300 milioni, e l'aliquota IRPEF al massimo. È cioè un esempio teorico, è una supposizione suggestiva, ma non c'è nessuna regione italiana, neanche quelle terribili nella capacità amministrativa, ovviamente, che applica queste aliquote. Quant'è, per esempio, le aliquote medie che le altre regioni applicano, mediamente? Io non ho mai sentito dire, per esempio, a Giorgia Meloni, care regioni, di cosa vi lamentate se vi tagliamo i fondi, quando potreste incassare 12 miliardi all'anno se applicaste tutte le aliquote al massimo? Perché se la Meloni viene a dirvi così, i presidenti di regione giustamente si risentirebbero un po', perché appunto è un'ipotesi di scuola. In realtà, quant'è l'imposizione fiscale media che tutte le regioni messe insieme applicano? Non appunto i 12 miliardi teorici, ma 3,7 miliardi, che corrisponde più o meno al 30% delle aliquote possibili, delle aliquote massime. È un dato medio. Poi ovviamente c'è chi fa di più, c'è chi ne mette un po' di più, c'è chi ne mette un po' di meno. Quindi allora la prima verità che dovremmo ristabilire è: se la Regione del Veneto avesse deciso di fare come tutte le altre regioni italiane, e cioè utilizzare lo strumento dell'imposizione fiscale per raggiungere l'obiettivo di contrastare le diseguaglianze, avrebbe potuto avere a disposizione circa 360 milioni di euro l'anno, a spanne naturalmente. Dico a spanne perché ci sono ovviamente regioni che investono di più in questa direzione. L'Emilia Romagna preleva solo di addizionale IRPEF 325 milioni, mentre la Regione Lombardia, che ha più un approccio diciamo forse simile, anche fosse solo di tipo politico, al Veneto, ne preleva soltanto 150. Ma facciamo anche finta, Presidente Zaia, che anziché il 1,2 miliardi lei potesse utilizzare 360 milioni. Ma da chi? In quali tasche li abbiamo lasciati questi 360 milioni che abbiamo deciso di non prelevare? Perché uno poi, diciamo, non esistono scelte di politica fiscale adatte a tutti i territori, uno deve fare anche i conti ovviamente con la composizione sociale della propria base contributiva.
allora noi dovremmo sapere che il 71% dei contribuenti del Veneto dichiara un reddito inferiore a 28.000 euro. È la classe media, sono le persone normali, sono le persone che hanno un lavoro dipendente, sono i pensionati, sono persone che insomma faticano ma rappresentano il 71% dei contribuenti della nostra regione. E soltanto il 7% della nostra regione presenta dichiarazioni dei redditi superiori a 50.000 euro, che non sono i ricchi, sono persone un po' più benestanti. Quindi se noi avessimo ripreso questi 360 milioni, saremmo andati a mettere le mani nelle tasche del 71% dei veneti per un importo medio di 60 euro l'anno e nelle tasche dei veneti che dichiarano più di 50.000 euro per 660 euro l'anno. Perché riporto questi dati? Perché dentro l'operazione Verità, che prevede al capitolo 1 le cifre vere di quello che non abbiamo chiesto, al capitolo 2 si dovrebbe anche spiegare in quali tasche abbiamo lasciato la stragrande maggioranza di quello che non abbiamo chiesto e in quali tasche no. Allora torno all'argomento su cui ho provato a fare questo ragionamento, obiettivo, strumento. Se l'obiettivo che ci siamo posti in questi 14 anni, decidendo di non utilizzare la leva fiscale come strumento per contrastare le diseguaglianze, era lasciamo i soldi in tasca alla gente, così in qualche modo hanno qualche soldo in più per affrontare le difficoltà, è un obiettivo fallito, perché mi dovete spiegare la classe media della nostra regione con 60 euro in più all'anno quale beneficio concreto ha avuto. A maggior ragione se in questi 14 anni è successo che è cresciuta del 40% la spesa privata delle persone per accedere alla sanità privata. Hanno fatto uno studio in base alle dichiarazioni dei redditi, 1.200 euro all'anno per un pensionato, 1.400 euro all'anno per un lavoratore dipendente per ricorrere alla sanità privata, lì quando e lì dove il pubblico non era in grado di rispondere alla domanda. Oppure non ho lasciato 60 euro all'anno in tasca, li ho lasciati in tasca a una famiglia media, però l'anno scorso non ho erogato le borse di studio che hanno un importo che varia tra i 150 e i 500 euro al mese. Magari potevamo dire, sai che c'è, quei 60 euro me li dai, ma ti pago la borsa di studio. Oppure magari lo potremmo andare a dire che gli abbiamo lasciato 60 euro l'anno in tasca in più a quella famiglia che deve pagare 2.000 euro al mese per una retta in casa di riposo accreditata, cioè con la ricetta. Non vi dico quanto deve pagare in Veneto, ce ne parlava ieri la collega Bigon, chi in casa di riposo ci deve andare senza avere l'impegnativa di cura. È questo il contesto nel quale ci siamo mossi in 14 anni. Se l'obiettivo era non metto le tasse per contrastare le diseguaglianze, l'obiettivo non lo abbiamo raggiunto in questi 14 anni, perché abbiamo visto, ce lo ricordava ieri la capogruppo Stanel analizzando gli indicatori BES, di come le diseguaglianze siano cresciute in questa regione. La distanza tra chi ce la fa e chi non ce la fa, tra chi ha una difficoltà e chi non riesce ad affrontarla. Anche in questa regione, non solo in questa regione, si è ampliata in maniera incontrollabile la platea dei vulnerabili, che non vuol dire le persone che ricorrono a un servizio sociale regionale perché sono escluse per ragioni oggettive. Siamo tutti vulnerabili, perché anche la classe media di cui vi parlavo prima, la famiglia normale dove ci sono due persone che lavorano, se incrociano una difficoltà qualsiasi, sono KO. Se hanno l'anziano
il nonno che un giorno fa un ictus e non è più autosufficiente e dall'oggi al domani devono ricoverarlo in struttura, 2.000 euro al mese non ce li ha la classe media, non i poveri, la classe media, per risolvere quel dramma. Se uno dei due genitori lavora e perde il lavoro, assessore Marcato, assessore Mantovan, che seguite tutte le crisi aziendali, quella famiglia lì non ce la fa ad arrivare a fine mese. Fino a qualche anno fa, fino a qualche decennio fa, non era così. E non è una condizione solo veneta, naturalmente. È un contesto in cui sociale, economico, in cui la platea della vulnerabilità si è estesa. Quindi se non abbiamo messo le mani nelle tasche dei veneti per ridurre le diseguaglianze, anche questo obiettivo l'abbiamo fallito, dal mio punto di vista. Ora, l'unico obiettivo che forse abbiamo raggiunto in questi 14 anni, raccontando del Veneto tax free, è il rafforzamento dell'immagine del Presidente e della guida regionale. È lo slogan che è passato effettivamente nell'opinione pubblica, i consensi che avete lo confermano. L'immagine dell'unica regione in Italia che non mette le mani nelle tasche, che va benissimo, vi dice bene sul piano del consenso, però dentro quest'Aula, dopo 14 anni, all'inizio di quello che probabilmente, verosimilmente, teoricamente dovrebbe essere l'ultimo bilancio, uno una riga la deve tirare e provare a fare appunto un bilancio delle scelte strategiche che sono state compiute. E io penso, tornando al punto obiettivo giusto per strumento migliore, io penso che la scelta pervicace di non aver voluto toccare la leva fiscale per 14 anni non ha ottenuto l'obiettivo che chi fa politica e rappresenta le istituzioni dovrebbe porsi. Per noi questo obiettivo si chiama contrasto alle diseguaglianze. Poi dicevo, una volta che insomma c'è l'analisi, diciamo il giudizio definitivo rispetto a quello che è avvenuto finora, uno si deve anche porre nell'ottica del contesto attuale. A me non sfugge, assessore Calzavara, la criticità del bilancio che vi ha spinto ad andare a toccare l'aliquota IRAP, perché per tutte le cose dette prima non mi sfugge il fatto che è l'ultima cosa che avreste voluto fare. Spero mi riconosca e ci riconosca che da quando abbiamo iniziato a sederci su questi banchi le abbiamo segnalato che il bilancio della Regione del Veneto, per come era impostato, non avrebbe retto a quello che sarebbe avvenuto. Perché guardi, assessore, questo è il primo punto sul quale dobbiamo confrontarci. Non ci troviamo qui ad aumentare l'IRAP per caso, perché c'è stato un terremoto, un'inondazione, un'emergenza nazionale che incalcolata, che oggi ci fa arrivare qui. Noi lo sapevamo che saremmo arrivati qui. Non a caso 2 anni fa avevamo cominciato anche in maniera seria a fare alcune valutazioni. Non a caso ogni anno finiamo il bilancio, diciamo, tirandolo su con lo scotch. Non è una scelta improvvisata, non è una risposta inaspettata. Forse speravate di scavallare un altro anno, sempre in questa logica del chi verrà dopo di me si arrangerà, ma non si governa così una regione che esiste e deve stare bene prima, durante e dopo di noi. E allora arriviamo qui sapendolo, almeno io dal 2020 che sto qui e dal 2020 assessore che glielo dico, che l'impianto di bilancio di questa regione, per come è stato costruito, a fronte delle emergenze crescenti, assessore Lanzani, ogni mese c'è un'emergenza e un buco da tappare, anzi ne abbiamo un'altra, gliene parleremo tra qualche giorno. Di fronte alle emergenze che crescono, ai bisogni che salgono e alle diseguaglianze che si allargano, la buona politica dovrebbe muoversi per tempo e a ragionare in maniera approfondita sull'obiettivo e sullo strumento. Non si può arrivare all'ultimo momento, quando non si riesce a chiudere il bilancio, quando sembra scopriamo per caso che ci servono 80 milioni a chiedere dove andiamo, a meno che non si sappia, non si possa stampare moneta, allora uno può anche fare così.
Ma siccome non credo che stamperete moneta, come non credo che avrete funzioni delegate su molte materie, come non credo che insomma, ma magari ne parliamo, spero, quando tornerà a discutere con noi di questo argomento, siccome non si può almeno per il momento stampare il Leon d'oro, la moneta corrente della regione del Veneto. Sì, lo farei, finché però, mentre voi 20-30 anni più o meno anche per la moneta, boh, mentre voi vi attrezzate per stampare moneta, state chiedendo i soldi alle imprese? Non so se vi è chiaro, cioè io non ci riderei tanto su. Ecco perché questo intervento è ancora più fastidioso, perché si arriva in maniera scomposta dove si sapeva si sarebbe dovuti arrivare, scegliendo uno strumento che a mio avviso non è idoneo, e dopo cercherò velocemente di spiegare perché, e lo si fa non per recuperare risorse, obiettivo, per contrastare le diseguaglianze, per affrontare le emergenze, per diciamo attrezzarci al contesto nel quale ci muoviamo. Si aumentano le tasse alle imprese per pagare il buco della strada pedemontana veneta e per pagare i tagli del governo Meloni. Allora, su queste due partite, lo dico perché non voglio ingenerare, io spero che abbia ragione l'assessore Calzavare, la vicepresidente De Berti, quando dicono vedrà che tutto si sistemerà con la pedemontana. Io lo spero, ma non per voi, per la regione del Veneto. Quindi ci mancherebbe. Lo speriamo tutti. Io so che nel 2025, cioè tra un mese, noi dobbiamo tirare fuori 50 milioni e lo sapevamo che saremmo arrivati qui. Lo sapevamo. La seconda questione, i tagli del governo. Il vostro governo. Il vostro governo. Io penso che non sia corretto che il governo centrale, a prescindere dal colore, scarichi sui territori i tagli per affrontare i vincoli della finanza pubblica. Però guardate che il governo sta esattamente facendo lo stesso giochino che avete fatto voi finora. Io non metto le tasse, io governo non metto le tasse, anzi le abbasso, anzi faccio la flat tax, anzi riduco gli scaglioni, così nell'opinione pubblica posso dire di essere il governo tax free, e scarico a valle l'onere di fare i conti con questa governo tax free, che è esattamente quello che avete fatto voi in questi 15 anni, in cui sotto la bandierina del Veneto tax free avete scaricato sulla classe media di questa regione il fardello delle emergenze e dei costi crescenti. Quindi lamentiamoci insieme del governo Meloni o dei governi in generale che tagliano i trasferimenti ai territori, a condizione che per coerenza anche noi cambiamo atteggiamento qui. E poi c'è, a mio giudizio, il metodo, che è forse la cosa che ci mette più in difficoltà, perché noi in questi anni, pur facendo il nostro mestiere di opposizione, non ci siamo mai sottratti al confronto e alla responsabilità. Non abbiamo mai fatto le barricate, siamo sempre venuti in aula con uno spirito collaborativo, ovviamente partendo da punti di vista molto diversi. Devo dire che quasi sempre abbiamo trovato anche un'interlocuzione e una collaborazione dalla parte della maggioranza. Però, lo dico a tutti i componenti della Giunta, non si può aumentare l'IRAP nella regione del lavoro e dei lavori con una seduta di Giunta a Ferragosto senza dire niente a nessuno. Non è metodo, non è serietà, non è onestà, è una presa in giro. Io non lo so se qualcuno in Giunta pensava che le imprese non se ne sarebbero accorte, perché forse è questo. Ma il metodo diventa sostanza quando si tratta di scelte politiche.
Ieri abbiamo audito in prima commissione tutte le rappresentanze del mondo delle imprese venete. Tutte si sono dichiarate contrarie a questa manovra, ma anche a quel tavolo, con le diverse sfumature, non ci sono state barricate, perché siamo gente seria, perché i veneti sono gente seria. Un rappresentante delle categorie ieri ha detto ognuno in Veneto fa la propria parte, noi siamo sempre stati pronti a fare la nostra parte. Del resto il Veneto oggi è quello che è proprio perché le decine di migliaia di imprese di questa regione hanno determinato la crescita del benessere diffuso. Ma hanno chiesto concertazione, hanno chiesto condivisione, hanno chiesto di essere messi a parte di una decisione che riguarda direttamente il loro mondo. E ritengo anche sbagliato, e spero che non sia questo il terreno su cui vogliamo procedere, lasciare intendere che esista una contrapposizione tra l'aumento delle aliquote IRAP e l'addizionale IRPEF. Perché all'assessore Calzavara è scappato detto, spero sia scappato detto una volta, no, vedete, aumentiamo l'IRAP ma continuiamo ad essere la regione tax free perché alle persone fisiche non mettiamo le mani in tasca. Se davvero neanche ora usciamo da quella retorica lì, commettiamo un ulteriore errore, perché io credo sia sbagliato, sotto il profilo ideale, oggi, contrapporre le imprese alle persone. Penso sia sbagliato ancora oggi, quando tutte le cose che ci siamo detti finora, e cioè che il bilancio non regge, che ci sono delle emergenze, che non ce la facciamo più, sono disvelate, voler ancora continuare pervicacemente sulla retorica fuorviante del Veneto tax free, io lo riterrei, diciamo, errare è umano, perseverare è diabolico. Sarebbe meglio, e da questo punto di vista trovereste, come dire, una sponda di confronto di qua seria, che si mettesse un punto e si andasse a capo, ammettendo gli errori e capendo cosa si deve fare adesso per correggerli. Ma il dire non bisogna contrapporre le imprese alle persone e il dire dunque che non esiste l'alternativa tra l'aliquota IRAP e l'addizionale IRPEF non ci può esimervi dal farvi la domanda delle domande. Perché l'IRAP? Perché il 14 di agosto, mentre la maggioranza delle imprese erano chiuse per ferie, avete scelto di percorrere quella strada piuttosto che l'altra o piuttosto che un'altra ancora? Perché se l'unica ragione è perché così potete mantenere la bandierina del Veneto tax free che non tassa le persone, io raccolgo le mie carte e vado a casa, perché vuol dire che non ci sono margini neanche di punti di incontro, ma neppure di confronto. E questo lo dico perché lo strumento migliore, dicevamo, l'obiettivo per lo strumento migliore, perché la scelta di come noi mettiamo le mani nelle tasche dei veneti deve essere calibrata nella fase storica che stiamo attraversando. Non esiste in assoluto una politica fiscale buona, una politica fiscale cattiva. Gli economisti si dividono su questo e in realtà il punto è che ciò che conta è cosa fai, a chi e in un determinato momento. Quindi la medesima politica in una fase può essere utile, in un'altra fase può essere letale. Allora noi, per dare un giudizio su questa manovra e dunque sulla correttezza dello strumento, lo strumento migliore, non possiamo non partire dalla valutazione del contesto nel quale ci muoviamo, che è esattamente la fotografia che vi hanno fatto ieri le organizzazioni di categoria. Il Veneto in questo momento, come peraltro la maggior parte del paese, sta attraversando una difficoltà economica seria. L'ho detto diverse volte, per la prima volta gli indicatori economici del Veneto corrono allineati alla media nazionale. Fino a 4-5 anni fa eravamo una spanna sopra, quantomeno. Lo eravamo fino a prima del Covid e lo siamo stati fino al cosiddetto rimbalzo post-Covid.
il PIL e la crescita in questa regione andavano a doppia velocità rispetto al resto del paese. Erano i tempi in cui ci chiamavano la locomotiva d'Italia, tempi andati. Oggi invece siamo anche noi travolti, come la stragrande maggioranza della parte produttiva del paese, in una fase di crisi economica. E non è una crisi economica generale, internazionale e globale, è una crisi economica che riguarda esattamente alcuni paesi, esattamente alcune aree produttive, esattamente alcuni settori, che sono i settori nei quali il Veneto ha sempre fatto la differenza, a partire dalla manifattura. Noi non siamo la regione dei servizi finanziari, non siamo la regione della alta tecnologia, non siamo la regione delle banche, noi siamo la regione delle partite IVA, delle persone che si alzano la mattina e vanno a lavorare, si spaccano la schiena per fare le cose, per fare le cose. Siamo la regione degli artigiani, siamo la regione della moda, del tessile, del calzaturificio. Siamo la regione della metalmeccanica, della siderurgia, ma non dei grandi stabilimenti, dei grandi poli industriali. Siamo la regione delle catene del valore, dei distretti. Stiamo tentando di diventare la regione delle filiere. Questa roba qui è fortemente sottoposta allo stress che deriva dai contesti internazionali, perché fatica a reggere la competizione globale. Lo scrivono ormai tutti i più illustri economisti, lo diceva Marcato qualche anno fa, si arrabbiava. Il piccolo è bello, non lo dico più solo io, lo dicono altri, non è più parte dell'orizzonte del sistema produttivo, e noi che invece il nostro piccolo, anche se non più competitivo, continuiamo a ritenerlo bello, lo dobbiamo difendere. Il nostro piccolo, e anche se non più competitivo bello, è il piccolo che esporta tantissimo, proprio verso quei mercati che oggi sono in crisi, la Germania e la Cina, per citare quelli che citano tutti. Allora, in questo contesto economico qua, che poi è un contesto economico proprio per com'è strutturata la nostra regione sul piano sociale e produttivo, che riguarda le imprese, ma dunque riguarda le famiglie, cioè le persone, perché la piccola impresa in crisi non lascia centinaia di persone semplicemente in cassa integrazione, mette in difficoltà 4, 5, 6 famiglie. Allora, dentro questa crisi, che quindi coinvolge in primo luogo le nostre imprese, perché non sono ancora in grado di competere sul piano dell'innovazione digitale, perché non sono ancora arrivate a completare la transizione ecologica, perché sono troppo piccole, non riescono ad andare all'estero e noi siamo poco attrattivi per portare qui le grandi imprese internazionali, è la regione, il Veneto, in cui ad agosto 2024 c'è stato il record, dal 2014 che non accadeva, di ore di cassa integrazione richieste. 14 milioni di ore, che non vuol dire che sono in cassa integrazione, ma dà il segnale dell'aspettativa che le imprese hanno sul futuro. Le imprese intanto chiedono le ore in cassa integrazione, vuol dire che hanno in mente nei prossimi mesi di dover passare momenti complicati. E in questa fase qua andare a toccare quelle imprese lì senza dirglielo il giorno di Ferragosto, con la beffa ulteriore dell'emendamento della Giunta che ha ulteriormente ritoccato l'aliquota IRAP poche settimane fa, sempre con lo stesso metodo dell'altra volta, senza confronto, senza concertazione, senza audizioni, io lo ritengo sbagliato e sono certa che lo ritenete sbagliato anche voi. È proprio sbagliato il metodo e le modalità con cui ci si è arrivati. E quindi io credo che oggi noi dovremmo invece provare a partire da questo ragionamento. Aggiungo un elemento di cui si parla secondo me troppo poco. Viviamo in una fase dove, diciamo, lo dico sperando che non venga colta la parte polemica perché non c'è. Non è che le partite sul piano produttivo e industriale di competitività ce le smazziamo a livello regionale, no? Noi riusciamo a competere se allarghiamo, apriamo, ci mettiamo in connessione con le altre regioni del nord e col nord Europa in particolare, altro che piccolo e bello, chiusura, paroni a casa nostra. Se è così,
sul piano della attrattività e competitività della nostra regione. Ma ci poniamo il problema del fatto che dal 1° gennaio fare impresa in questa regione sarà più caro rispetto a tutte le altre regioni del nord? Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, tutte le regioni che ci stanno intorno hanno l'aliquota IRAP al 3,9. Hanno l'aliquota IRAP al 3,9, perché quando noi dicevo lo strumento, abbiamo scelto lo strumento che nessun'altra regione sceglie, nessun'altra regione del nord. Quei 3,7 miliardi di cui vi parlavo prima sono per l'80% arrivano alle regioni dall'addizionale IRPEF. Le uniche regioni che utilizzano la leva fiscale dell'IRAP sono le regioni del sud, per ovvie ragioni, perché loro giocano sulla competitività di altri diciamo, driver. Ma le regioni del nord lo sanno che le tasse sulle imprese rendono i territori meno competitivi. Peraltro l'IRAP è una tassa che fa male all'impresa, ma non lo devo spiegare a voi, insomma la Lega ha fatto le battaglie, no, per l'abolizione dell'IRAP, confidiamo che la portiate a casa prima o poi. Ho capito che ci vogliono una media tra i 15 e i 25 anni per portare a casa le battaglie, attendiamo. Ma l'IRAP, avendo nella base imponibile costo del lavoro e interessi passivi, è una tassa che disincentiva le assunzioni e disincentiva la strutturazione dell'impresa attraverso gli investimenti. È ovvio, è fisiologico. Allora, in una fase storica in cui, ho detto prima, le imprese iniziano a rallentare sul fronte delle assunzioni e si preparano alla cassa integrazione, in una fase in cui le imprese stanno già riducendo la loro propensione agli investimenti. Se vi guardate il dato sugli investimenti privati vedete la contrazione, che poi corrisponde solitamente con un incremento del risparmio, quindi già le imprese private stanno dicendo butta male, quei pochi soldi che ho me li tengo in banca e non li investo. Noi andiamo ad inasprire la tassazione su quell'imposta che penalizza il lavoro e l'investimento. È sbagliato. Oppure mi spiegherete perché secondo voi è giusto che si proceda così. Tutte queste ragioni ci portano a ritenere che attorno a questa, che ci piacerebbe anzi poter immaginare, prefigurare che iniziamo questa discussione su questa legge di stabilità con dei margini di manovra. Perché io ho cercato non di fare, come spesso faccio, l'intervento contro, vi ho messo in fila alcune cose oggettive, io credo. Siamo in grado di dire al Veneto e alle imprese del Veneto che possiamo fermare i motori e rimetterci al tavolo e riragionare attorno ad un tema così delicato e cruciale che riguarda la vita di milioni di persone di questa regione? Oppure vogliamo continuare a fare come avete fatto il 15 di agosto, mentre erano tutti in ferie sulla spiaggia, nel chiuso del palazzo, con un colpo di penna e un'alzata di mano a decidere sulla testa delle persone? Io penso che questo sia una fase complicata e mi rendo conto che l'appello che vi ho rivolto è un appello difficile da cogliere, però guardate che stiamo rotolando, sta finendo questa legislatura nella maniera peggiore in cui poteva finire. Per le cose che ho detto prima, che sono quelle più importanti dal mio punto di vista, ma stiamo assistendo anche a una spaccatura dentro la maggioranza che non può essere liquidata con un chi se ne frega tanto se solo indò. Perché sul piano politico è molto significativo, invece, dal mio punto di vista, da osservatrice esterna naturalmente, perché questo Consiglio regionale è stato, lo dico al Presidente che non ci viene mai, ma quindi magari lo aggiorno, è stato il Consiglio regionale credo più fedele della sua storia al Presidente.
merito anche del capogruppo Villanova, però mai una voce critica, mai un voto in difformità, mai una contestazione, mai un problema in quest'Aula, No, no, è un dato di fatto, ci manca. L'invidia non mi appartiene, ho tanti altri difetti, ma non l'invidia. No, no, guardavo la collega Venturini per la verità. Forse dovrebbe osservarla meglio anche lei. È che in fondo. E allora dicevo, non c'è mai stato, magari anche per i numeri schiaccianti che avete, il giochino del polemizzo per tirarla un po' in più. E non credo sia neanche in questo caso, perché penso che i colleghi che hanno avuto il coraggio di dire qualcosa che qualcosa non va, non lo fanno certo perché pensano di avere i numeri per poter essere prepotenti. Pongono però un problema politico. Pongono un problema politico che io penso sarebbe serio affrontare col ragionamento, col confronto, con la capacità poi di dare anche risposte. Perché, e vado a chiudere la mia correlazione, perché se noi pensiamo che si possa tutto risolvere a colpi di maggioranza, a colpi del consenso, in parte è vero, molto spesso il consenso per la politica è una via di fuga interessante. Io penso che però oggi per responsabilità verso il Veneto, per responsabilità verso le necessità emergenti, uno sforzo in più dovremmo farlo. Chiudo con l'ultimo passaggio. Come sapete, ve l'ho cercato di dire diverse volte in questi anni, a differenza di alcuni, non ho una pregiudiziale ideologica contro le tasse, se sono lo strumento migliore per l'obiettivo più importante. E anche su questo però apriamo una riflessione. Se avete deciso che tasse devono essere, se avete deciso che devono essere tasse sull'impresa, ma possiamo insieme trovare 1, 2, 3 punti qualificanti che trasformino questo sacrificio in un investimento? Perché davvero, Assessore Calzavara, non può essere che chiediamo un sacrificio alle imprese, cioè ai veneti, soltanto per pagare il buco della pedemontana o soltanto per giustificare il pagamento dei tagli lineari del governo Meloni. E in un'altra piccola serie di interventi a pioggia, più o meno uno per provincia, così ci teniamo i voti di tutti. Non va bene. Avete preso atto che così non si può andare avanti, avete deciso di cambiare rotta, avete deciso che deve essere IRAP. Costruiamo le condizioni affinché queste risorse non siano tappabuchi precedenti, ma possano essere un grande investimento pubblico, una grande scommessa sulla nostra regione. Io penso che questo è un segnale che noi non possiamo non dare, nei termini che si potrà fare, ma è un segnale che noi non possiamo non dare, o meglio, sbaglieremmo se non cogliessimo questa necessità. Per tutte queste ragioni abbiamo presentato alcuni emendamenti già in legge di stabilità, ne abbiamo presentati molti altri anche sul collegato e sulla legge di bilancio. Lo faremo come sempre con la voglia di collaborare, con lo spirito di voler, portare un punto di vista che è il nostro e che è molto diverso dal vostro. Ho cercato oggi di spiegare perché. Un punto di vista che ha sempre come obiettivo il contrasto alle diseguaglianze e la riduzione delle differenze per cercare insieme gli strumenti migliori per raggiungere.